ai vostri posti. ...770 iscritti, più di qualche primato regionale e stagionale e la sapiente organizzazione dell'Atletica Marostica Vimar. Parliamo dell'antico trofeo Banca Popolare di Marostica, giunto alla 34esima edizione e riservato alle categorie ragazzi, cadetti. È sempre stata una manifestazione legata all'attività promozionale. I primi anni si svolgeva come manifestazione podistica in centro a Marostica, e poi è stata portata in pista. Questa è la 34esima edizione del Trofeo Banca Popolare, che viene immediatamente dopo il Trofeo Vimar, che è l'altra manifestazione che organizziamo qui e che è prevista per fine settembre. Sono le due manifestazioni, da quel che mi risulta, più longeve di tutto il panorama dell'organizzativo veneto a livello giovanile, ma comunque anche come organizzazione in assoluto. L'Atletica Marostica Vimar, che opera a Marostica ma anche a Nove nell'Alto Vicentino, ha dato prova di grande esperienza organizzativa con i recenti campionati studenteschi di cross e la festa del Cross Veneto. Questa è la dimostrazione che è il territorio che vuol bene allo sport e l'atletica in particolare, e il nostro gemellaggio con l'Atletica Vimar Marostica prosegue e proseguirà, mi auguro, nel tempo. Ed eventi di grande caratura potrebbero arrivare presto. A livello nazionale a Nove si sono già disputate manifestazioni importanti. Per crescere manca il palcoscenico internazionale. Ma veniamo al trofeo Banca Popolare di Marostica. Tutto vicentino il podio di società, con il CSI Fiam che ha vinto la classica rassegna giovanile, lasciandosi alle spalle nell'ordine Marconi Cassola, Asi Breganze ed appunto Marostica. Il CSI Fiam ha messo in vetrina soprattutto il cadetto Andrea Magnago, miglior risultato tecnico nell'alto a 1,88 m, e la coetanea Ilaria Casarotto, miglior risultato tecnico nel giavellotto con 41,35 m. In questa gara da segnalare l'importante progresso della versatile padovana Maria Elena Agostini, arrivata a 39,03. Bella doppietta della cassolese Beatrice Fiorese, prevalsa nell'alto con 1,57 in condivisione con la scledense Anna Carollo, ma soprattutto dominatrice negli 80 con 9 secondi e 9. Tra i più giovani, significativa spallata della veronese Celestine D'Ademo della Libertas Lupatotina con 53,79 m nel Vortex. Lo spirito è quello di sempre, quello di alimentare la base giovanile, quindi partendo, noi iniziamo dai 6 anni fino ai 15 anni per poi confluire le nostre forze nell'atletica vicentina. E due dei promettenti della Vimar sono Francesca Crestani e Massimo Rossi. 1,12,4, sono stata contenta perché la gara che ho fatto 2 settimane fa ho fatto 3,18 e sono contenta. Ho lanciato il 4 kg e non sono tanto contento della misura perché ho lanciato un po' male, pensavo di lanciare più lontano insomma. Per piacermi mi piace il lancio del peso, ho iniziato l'anno scorso d'inverno e ho visto che lanciavo lontano anche se avevo cominciato da poco, allora ho cominciato a piacermi e lanciavo sempre più lontano e insomma continuo, mi piace lanciare il peso. E sentiremo parlare del pesista Massimo, appassionato a detta sua di meccanica, non ancora 15 anni e già 1,91 m di struttura votata al getto del peso. Atletica Marostica, come dicono i giovani, questa sì che è vita. I ragazzi hanno appunto presentato questo slogan, l'hanno fatto in tutta autonomia e appunto questa mattina l'hanno portato qui. Dicono Atletica Marostica, questa sì che è vita. A noi fa un enorme piacere che i ragazzi appunto vivano questa esperienza in questo modo, siamo super felici.